Il degrado si è dato una pausa, Agrigento tirata a lucido per l'avvenimento sportivo. Il Giro d'Italia che parte dal salotto buono della città ha rimesso un po' di ordine, strade pulite e decoro urbano che saltano subito agli occhi. Questa mattina Agrigento si è risvegliata tinta di rosa. Qui siamo nella parte alta di Via Emera, ecco le strutture una accanto all'altra montate in tempo record dalle squadre di operai del Giro d'Italia. In piazza Vittorio Emanuele allestito il palchetto per la registrazione delle presenze degli atleti impegnati in questa quinta tappa, la seconda siciliana, che si snoda lungo l'Agrigento Santa Ninfa. Semaforo verde programmato per le ore 13:20 dall'area di fronte al comando provinciale dei Carabinieri, subito le prime pedalate. Ma prima della partenza, sul palco di piazza Vittorio Emanuele, incontro fra il sindaco e i direttori di gara. A Firetto, con tanto di bandierine in mano, il compito di dare ufficialmente il via alla corsa. Una giornata di festa per Agrigento, scandita anche dall'esibizione dei gruppi folcloristici Valdacragas e Fiori del Mandorlo, per far rivivere le tradizioni popolari e musicali, nonché culturali della città dei templi, non solo agli spettatori presenti fisicamente, ma anche per quanti incollati sul piccolo schermo a seguire la diretta TV con le varie fasi del Giro d'Italia. L'arrivo è fissato fra le 17 e le 17:30 in via Pio La Torre a Santa Ninfa. Il percorso è pianeggiante, nella prima parte viaggio lungo la costa sulla statale 115, a parte l'attraversamento cittadino di Sciacca. La seconda parte del tracciato è tutta nella valle del Belice. La tappa di oggi è anche un omaggio alla tragedia del Belice, devastata 50 anni fa dal terremoto. Il Giro quest'anno onora le 370 vittime, ricorda anche i 1000 feriti e i circa 70.000 sfollati.